Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Spazio Più. Da via Carlo Bellerio 41, buonasera, qua lo Spazio Più, professionisti e imprenditori uniti. Chi vi parla è Federico, il vostro sparacazzate preferito. Abbiamo appena ascoltato Rap das Armas, colonna sonora di un film meraviglioso, Tropa de Elite. E chi vi parla, i professionisti e imprenditori uniti, sono la troppa d'elite del commercio su aree pubbliche, e quindi gliela dedichiamo anche al nostro Maurizio Vailati, che è anche lui facente parte della troppa d'elite dei professionisti e imprenditori uniti. Ma soprattutto voglio dedicare questa meravigliosa canzone a un uomo meraviglioso, fantastico, un uomo che si è fatto tutto da solo e si chiama Jair Bolsonaro, presidente eletto di una democrazia fiorente che si chiama Brasile, e questa è la trasmissione più brasilera di RPL e noi siamo orgogliosi. Quindi molto obrigado a carissimo Federico che sta in regia, il vostro Federico, e poi soprattutto il presidentissimo della troppa d'elite del commercio su aree pubbliche, dei commercianti ambulanti, Domenicao Magnetao. Assolutamente. Soprattutto dedichiamo questa trasmissione a Jair Bolsonaro, che è il presidente del Brasile democraticamente eletto, a differenza di quanto avviene da noi, che ha trovato un Brasile corrotto e disastrato. Ricordiamoci come era ridotto il Brasile, visto che si imputa qualsiasi cosa, e ricordiamo anche i compagni imbecilli che hanno impedito una cerimonia degna del suo nome, di un uomo che a cui, visto che è di origini di un piccolo paese della bassa padovana che si chiama Anguillara Veneta, e gli è stata insignita la cittadinanza onoraria, pensate un po', dal Consiglio Comunale, quindi un'altra istituzione democratica. Come ben sapete, gli amici della sinistra hanno problemi a confrontarsi con la democrazia, dalla legge Zan in giù. Democrazia è solo quando vincono loro. Invece esistono istituzioni che conferiscono cittadinanza onoraria, che dicono no alle leggi porcate, e quindi è una cosa meravigliosa secondo me che il comune di Anguillara Veneta e la gran parte dei cittadini del Veneto siano appunto oggi contino un cittadino in più. E che cittadino? Un cittadino di emigranti, è diventato presidente del Brasile, un paese di 220 milioni di abitanti. E noi infatti, proprio per questo motivo, per quello che è questo gesto molto importante che Anguillara Veneta. Sì, poi ricordiamo che i brasiliani hanno liberato il paese. Se oggi i compagni vanno a fare le manifestazioni con lampi e tutto, dobbiamo dare anche merito all'esercito brasiliano, che a differenza dei marocchini che Papa Francesco va a onorare, che hanno stuprato tre quarti di Ciociaria, il film anche là di Sofia Loren, meraviglioso. Pensate un po', i brasiliani hanno combattuto in silenzio, hanno liberato il paese, eppure non li ricorda nessuno. Oggi c'era Jair Bolsonaro insieme a Matteo Salvini, che erano a Pistoia a ricordare i caduti brasiliani per il paese. Ovviamente qua mancava Lampi, mancavano l'Arcigay e tutti gli amici della sinistra, che chissà dove erano. Hanno un concetto molto stato di democrazia, e questa è la dimostrazione, perché sputano in faccia al popolo brasiliano, il suo rappresentante, il presidente eletto democraticamente da 220 milioni di brasiliani, e addirittura non vanno nemmeno a ricordare le persone che hanno reso possibile la loro scesa al potere e il mantenimento di un potere molto storto della nazione, perché l'Italia è l'unico paese al mondo dove si va a votare e chi ha perso governa. Però chiudiamo la parentesi. E, come stavo dicendo prima, noi proprio per queste cattiverie, per questi gesti così ostili che il presidente Bolsonaro appunto e il Brasile ha ricevuto, noi invece abbiamo questa sera con noi un caro e vecchio amico, che vecchio non è però, perché è stato il più giovane sindaco d'Italia, ed è Gabriele Tasso, il sindaco di San Pietro Musolino, che è appunto in provincia di Vicenza, in quella bellissima zona che è la Valle del Chiampo, che oltre a tanti prodotti interessanti che io questo fine settimana verrò ad assaggiare, però appunto dati i Natali appunto a Gabriele, che
è un valente amministratore cittadino, ed è già la seconda amministrazione del suo paese. Sindacatura, così si dice. Si dice così a San Piero Musolino. Gabriele, si dice così o no? Buonasera a tutti, siete troppo buoni. No, io ho il dovere di amministrare questo paese finché i cittadini me lo chiedono e poi lasciamo spazio agli altri, come è giusto che sia. Beh, adesso ti abbiamo dato un impegno mica da poco, insomma, considera, tu devi rimettere in pari quello che sono le varie cattiverie che hanno fatto nei confronti appunto dei brasiliani, del presidente del Brasile, no? Sì, infatti la vera domanda che volevamo farti stasera, ma Gabriele Tasso, mettiamo puta caso che gli avi di Jair Bolsonaro fossero stati di San Pietro Musolino. Tu gli avresti il Consiglio Comunale di San Pietro Musolino, secondo te gli avrebbe conferito la cittadinanza onoraria? Beh, guarda, la risposta veloce è sì, ma la risposta complessa è molto più lunga, perché il Brasile, pensiamo al Brasile, soprattutto la parte sud del Brasile, che è Rio Grande do Sul, la seconda lingua nazionale è l'italiano. L'italiano non è l'italiano, è il veneto. Perché quando i veneti emigravano in Brasile gli chiedevano che lingua parli, loro dicevano mi parlo italiano. Sarebbe tradotto io parlo italiano, ma non è italiano, è il veneto. Ecco che quindi un veneto ha metà cuore in Brasile. Nel momento in cui il presidente è un veneto, penso che non serva aggiungere altro. Ecco. Beh, ricordiamo anche i campioni della Formula 1, Barrichello, Ayrton Senna, cioè, per dirne due, San Paolo del Brasile, che è una città, forse la più grande città veneta al mondo, proprio San Paolo del Brasile, dove ecco, nemmeno... Sì, ma guardi, è famoso, ma io vi inviterei a fare un giretto nella nostra Confindustria di Vicenza, nella nostra Confartigianato, quando facevano, anche qualche anno fa, sono iniziati i gemellaggi con i comuni, le città del Brasile, e là raccontavano che questi signori andavano in Brasile per lavoro, perché sapete anche la nostra zona, la mia zona dell'Ovest Vicentino, soprattutto nel comune di Arzignano, è famosa per le pelli, no? La maggior parte delle pelli vengono da là. E andavano là a commerciare le pelli, acquistare le pelli, entravano nei bar e sentivano parlare in vicentino, sentivano parlare nel nostro vecchio Veneto, sembrava di essere a casa. Quindi il Brasile è un po' casa nostra, è un po' il secondo Veneto, c'è un altro Veneto in Brasile, quindi fare un'azione del genere, tenere un comportamento del genere non va altro che a mettere nuovamente in luce che cos'è la sinistra nella sua versione più concreta, perché vedete, a mio avviso non c'è una sinistra e un'estrema sinistra, c'è una sinistra che fa vedere quello che è quella che abbiamo visto in piazza contro Bolsonaro, è una sinistra che fa finta di niente, che sta lì un po' nascosta, che sta zitta. Allora mai nessuno li abbiamo visti condannare quei signori là, ma che li dedicano le stanze in Parlamento, pensiamo a Carlo Giuliani, no? Quindi la sinistra è una sola, solo che c'è quella che si manifesta e quella che sta un po' più nascosta. Coloro che hanno manifestato contro Bolsonaro hanno fatto vedere che cos'è la sinistra vera, è quella lì, è quella lì. E invece noi sabato faremo vedere quello che il comune di San Pietro Musolino sa fare, perché sabato appunto 6 novembre prossimo, praticamente negli impianti sportivi comunali di via Don Giovanni Cosaro, appunto a San Pietro Musolino, con l'ingresso gratuito, alle ore 17 ci sarà una presentazione del libro, e questa è la parte culturale della giornata che appunto io verrò a trascorrere assieme a te a San Pietro Musolino, e verrà presentato appunto il libro L'uomo custode della natura, e sarà con la presenza dell'autore Ferrante De Benedictis. Sì, esattamente, un nostro collega di partito di Fratelli d'Italia, l'ingegnere torinese, che appunto ha fatto la sua analisi, il suo punto di vista in termini ambientali, non un punto di vista ambientalista becero come ci vorrebbe imporre la sinistra del pensiero unico, ma un modo diverso di vedere l'ambiente.
da un punto di vista umano e non materiale. Ecco, perché anche nel tema dell'ambiente, negli ultimi, non dico anni, dico decenni, forse la nostra area politica della destra sociale nazionali ha un po' dimenticato o comunque è stato messo in secondo piano. In realtà esiste un altro modo di vedere la tutela dell'ambiente da quello che ci viene imposto di sinistra. E questo saggio lo racconta in maniera interessante. Ecco. Quindi sì, sono onorato e con piacere ti aspetto sabato sui miei impianti sportivi. Sì, anche perché i grandi ricchi che ci sono dietro a questa Friday for Futures, Greta Thunberg, perché non è normale che una ragazzina, per quanto bella e carina sia, ma dai, ci siamo capiti, è appoggiata dai grandi speculatori finanziari, tra cui George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, e sono tutte persone che in pratica hanno individuato qual è il vero problema del pianeta Terra. E pensate un po' qual è il vero problema, è l'umanità. E loro sognano un mondo spopolato dove vivono solo loro e i loro servi della gleba, ovviamente, un nuovo medioevo. E quindi sono importanti momenti culturali come quelli che ha organizzato il nostro carissimo amico, nonché sindaco Gabriele Tasso a San Pietro Mussolino, che in pratica vanno a cambiare un po' la narrazione dominante, quello che i padroni del discorso ci vogliono imporre, e vanno ad aprire gli occhi alle persone, perché davvero si sta preparando un futuro, un orrore, non un futuro addirittura dove la carne sarà fatta in laboratorio e costerà 15-20 euro al chilo, dove ci saranno solo queste fonti rinnovabili che quando il sole e il vento non c'è, in pratica saremo con la candela. E già ora stiamo assaggiando i primi effetti di questa politica idiota con i costi della corrente elettrica e del gas alle stelle, perché giustamente se si fermano le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici perché il sole non c'è, devi bruciare il gas. Ma certo, e naturalmente questi signori qua vorrebbero imporci un sistema fatto di auto elettriche dove ci sono i bambini da 10 anni nelle miniere di cobalto e di altri minerali preziosi, perché giustamente quelli li possono sfruttare, no? Mentre l'Europa va sfruttata diversamente, va sfruttata economicamente, loro ci fanno le grandi paternali sull'ambiente, sfruttandoci come dei servi consumatori, sfruttando ogni parte del mondo a loro uso e consumo, mentre l'Africa è ottima manodopera a basso costo di minori, di bambini. Certo, va benissimo, l'Europa va sfruttata diversamente, va sfruttata economicamente, ci vogliono spremere, ci vogliono appunto usare per i loro interessi. Basti pensare a quanto è accaduto all'inizio anno, senza andare lontano, non voglio fare discorsi di massimi sistemi a Venezia, quando è arrivato il salvatore Mario Draghi, noto anche come il liquidatore, ha imposto l'ennesima zona rossa a Venezia. In qualche giorno sono stati svenduti decine e decine di palazzi storici a fondi internazionali. Ecco, il depauperamento del nostro patrimonio è l'ennesimo segnale di questo strapotere che hanno questi signori qua e che il governo Draghi sta favorendo, ai quali sta obbedendo in maniera militare. Lui sì, esegue gli obblighi, certo, con una freddezza penso mai vista nella storia, chiaro, con grandi capacità comunicative, perché riesce a vendersi come il salvatore della patria quando in realtà sta demolendo forse quel poco che è rimasto del patrimonio italiano. Un altro esempio banalissimo di questi grandi signori della terra, no, che vogliono darci queste imposizioni, siamo stati oggetto di un attacco pesantissimo anche nel settore della plastica, no? Sì. Pensiamo che c'è tutto questo tema della plastica negli oceani e quindi lo stop alla plastica usa getto, ma la plastica negli oceani da dov'è che arriva? Arriva da altre zone del mondo. Perché l'Europa allora deve dare un freno, deve dare una concorrenza sleale del genere rispetto alla propria impresa che è sviluppata, moderna, produttiva, per favorire chi? Per favorire questi signori che la possono produrre in zone del mondo dove gli costa poco, dove possono sfruttare i bambini, dove nessun lavoratore ha dei diritti e quindi possono probabilmente decuplicare i loro guadagni, danneggiando economicamente e impoverendo l'Europa, ma sfruttando
da un punto di vista umano popoli che non sono così sviluppati. Questo è il meraviglioso disegno politico al quale noi siamo assoggettati, motivo per cui qua ci si adatta e ci si rassegna, oppure si decide di intraprendere un percorso di battaglia politica per la sovranità nazionale, per quanto sia oramai divenuta, non dico fantascienza, però sicuramente difficile. Beh, diciamo, meno male che appunto qualcuno che ancora ha cuore e cervello e ragiona su queste cose c'è. Sì, infatti volevo fare un plauso per l'iniziativa che viene fatta in un paese della provincia veneta, non nella Milano della puzza sotto al naso, del Kashmir e caviale, insomma, della Milano della ZTL che vota Sala. No, però io vengo a San Pietro Musolino perché appunto sì, non mi interessa il Kashmir e il caviale, però mi interessano le lumache, il vino e il durello praticamente. Giusto. E poi il miele, perché comunque sia nella tua zona ci sono delle eccellenze che devono essere evidenziate. Però va fatto anche applauso per l'iniziativa culturale, non gastroculturale. Vabbè, ovviamente Mimmo quello penso perché c'è un verme solitario che ormai da 40 anni divora Mimmo e Mimmo divora di tutto e di più per dar da mangiare a questo verme solitario. Ma io divoro solo cose buone, insomma, e questo è un motivo in più, ripeto, oltre perché a San Pietro Musolino, comunque nel Veneto, sicuramente ci sono delle persone valide, delle persone che hanno ancora la funzionalità in contemporanea del cuore e del cervello, appunto di Gabriele Tasso, il sindaco di San Pietro Musolino, è la dimostrazione vivente di questa cosa qua. Magari appunto aumentassero le persone, i giovani come te, magari appunto venisse fuori questa bella combattività, perché qua bisogna ritornare a combattere. Forse ci siamo abituati tutti ad avere la pappa pronta e la pappa regalata, invece bisogna appunto ritornare a combattere per garantire il nostro diritto alla vita, all'esistenza, perché qua più andiamo avanti e più ci ritroviamo a essere inscatolati in certe logiche che veramente di umano hanno poco e niente. Tu hai parlato appunto del liquidatore, che il banchiere arcobaleno lo chiamiamo così noi qua, capito? Quello secondo me appunto non gli frega una mazza di quello che appunto noi desideriamo, di quello che sono i problemi della gente, i problemi nostri, perché infatti sta ritornando a parlare di questioni vecchie. Ormai io mi sono impegnato, e con Federico anche, da 6 anni a sta parte contro le direttive europee che invece che aiutarci ci strangolano peggio, e questo ha preso, le ha ritirate fuori, le ha ricicciate. E questo perché però succede? Perché evidentemente c'è sempre meno gente, ci sono sempre meno giovani che hanno appunto questa capacità di agire. No, ma anche perché ci sono rappresentanti delle istituzioni troppo servili, e qua abbiamo l'esempio di un sindaco che non si inchina, non si piega alle logiche del potere, e questo va assolutamente sottolineato. Purtroppo siamo abituati, soprattutto a Milano, a un sindaco che fa ben diversamente. A proposito di Venezia, di lockdown, abbiamo una città completamente in mano ai fondi speculativi che il sindaco sta riempendo di cemento, che ne dica lui che è ambientalista. Certo, è sempre così, ma anche perché questa è una battaglia, quella che dobbiamo condurre noi, permettimi il termine poco aulico, è una battaglia schifosa che non si fa come piacerebbe a noi con metodi cavallereschi, è una battaglia che si conduce con metodi a cui non siamo abituati, che non rientrano certo nei nostri libri delle medaglie d'oro valor militare. Questa è una battaglia che ti porta a esporti non tanto a rischi fisici, ma a macchine del fango che si alzano contro di te, dispetti e disturbi professionali, economici. C'è una battaglia veramente brutta da combattere, che non rientra neanche nei canoni. È difficile anche chiamarla battaglia, perché quando pensiamo a battaglia noi pensiamo al soldato che con valore affronta un nemico più o meno forte. Qua sei da solo, o meglio non sei da solo, ma non sai bene chi è il nemico, o se lo sai di certo non riesci a combatterlo direttamente, non riesci a colpirlo, e devi sopravvivere come una sorta di prigioniero in uno stato ostile dove hai tutto contro
tutti quanti sono contro, non sai di chi ti puoi fidare, perché anche i giornali locali ci sono bravi giornalisti, però nel momento in cui alzano un po' il tiro vengono subito fermati da chi sta sopra di loro. Quindi è una battaglia veramente difficile che più che ucciderti, se perdi, ti stanca, ti logora, ti snerva e ti porta alla rassegnazione. Ed è questo che la nostra classe politica vuole portare chi crede in un'Italia diversa, alla rassegnazione. Non dirà tanto cosa serve, ma dai che al mare ci andiamo lo stesso in qualche maniera. È qua che bisogna riscoprire lo spirito, le virtù militari, dell'imperturbabilità, della tenacia. A volte anche restare immobili è una delle cose più difficili da fare, però di fronte a certe macchine del fango che questo sistema mette in piedi non bisogna farsi turbare, perché è veramente una battaglia difficile questa, non è una battaglia di quelle che combatteremmo volentieri, è una battaglia che induce più a non tanto a fare i codardi, ma a rinunciare, è una sorta di mulino a vento contro cui ci si continua a scontrare. E qua però ci si gioca il futuro, ci si gioca il destino. Sì, ed è molto attuale il discorso del sindaco Gabriele Tasso, anzi è meraviglioso. Veniamo da elezioni amministrative dove il primo partito è stato l'astensione, la gente ha detto cosa vado a votare a fare, tanto c'è già il potere che pensa per me. Quindi sì, e non solo quello, è una battaglia, mi permetto di dire io, infame, ecco, perché davvero combatti contro un mostro con tante teste e non riesci a capire nemmeno, cioè, dove la confusione regna, forse è proprio il caos, ecco. E purtroppo l'epopea della sconfitta è veramente l'astensione, perché l'astensione va a certificare la vittoria di questi nostri nemici, perché loro hanno vinto, perché se domani andasse a votare il 5% degli aventi diritto al voto, che cosa cambia a chi ci vuole governare? Niente, cambia però a noi. E purtroppo qua anche nella nostra area politica della destra nazionalista, della destra identitaria, si fanno tanti discorsi di reazione, di battaglie, però l'unica forza che al momento abbiamo le condizioni di mettere in campo è proprio questa. Quindi Gabriele, ti devo interrompere. Abbiamo una telefonata, quindi diamo immediatamente la linea all'ascoltatore. Buonasera, chi è, da dove chiama? Sì, io sono Daniele da Vidigurto e volevo dire una cosa velocissima. Prego. C'è stata questi... Però Daniele ti sentiamo malissimo, sembra che stai parlando dentro un guscio, dentro una conchiglia. Sì, no, adesso esco dalla conchiglia. Ecco, grazie. Prego. No, c'è stata questa riunione dei grandi potenti della Terra per il riscaldamento della Terra, climatico, del pianeta, eccetera, eccetera. Ecco, la moglie del Presidente degli Stati Uniti, Biden, è andata a fare una gita culinaria a Caserta, no? Con il seguito di 27 auto. Non aggiungo altro, magari anche 2 o 3 elicotteri. E questo è l'esempio. Cosa ha capito questa qui? Cosa ha capito? La sicurezza va bene, ma cosa ha capito del pianeta? No, ma do io una notizia all'ascoltatore che le auto erano a biodiesel, quindi non ha inquinato la ragazza. Ma vabbè, non lo so. No, scherzo. Non lo so. Grazie. Io non ho la patente e non me ne intendo di queste cose, vado in bicicletta. Grazie. Grazie a lei, buona serata, grazie. Tra l'altro voglio ringraziare l'ascoltatore perché tira fuori un discorso molto serio. L'Unione Europea a breve vuole vietare il diesel in tutto e per tutto e se gli riesce ciò, quello che non viene spiegato è che rischiamo di bloccare l'agricoltura, dove pensate un po' i mezzi, tra cui i trattori, le meti, trebbie, eccetera eccetera, sono tutti alimentati a gasolio, perché è il carburente originario del derivato dal petrolio, più efficiente nei motori, soprattutto per i lavori pesanti. Quindi qua davvero rischiamo di tornare al Medioevo, oppure appaltare tutto a conto terzi, perché non ci basta la Cina che fa tutto, perché ormai tutto viene fatto là.
non ci basta il Marocco che fa l'arancia, la Tunisia che fa l'olio, il riso della Birmania, l'Unione Europea che ha distrutto la nostra agricoltura. Evidentemente forse c'è una mira di distruggere la nostra civiltà, le nostre tradizioni, persino quello che mangiamo, perché se siamo quello che mangiamo, ecco, si vuole dare la mazzata finale, il colpo finale. Allora chiedo al sindaco Tasso, che ha la fortuna di essere sindaco di un paese comunque con una tradizione rurale molto forte, nonostante l'industria, nonostante faccia parte di un'area che è la Brianza Veneta, ecco, un po' per far capire agli ascoltatori, di una laboriosità impressionante. Sindaco. Ma certo che sì, che è un tentativo di demolire quelle che sono le nostre tradizioni, perché un popolo si rifugia così, ma è quello che diceva l'ascoltatore, è emblematico dell'ipocrisia di cui siamo di fronte, no? Ci dicono ma dovete inquinare un po' meno, però si muovono con 50 auto, ma certo, da questo fa capire che è assolutamente una battaglia ipocrita e non è quello lì il problema dell'auto, tanto che infatti lo dimostrano loro. Questa è una battaglia per gli interessi di pochi, perché togliendo il diesel, spostando tutte le grandi produzioni, coltivazioni intensive, allevamenti intensivi, ovviamente arrivano da manipolazione alimentare. Sappiamo bene Obama da dove arriva, una delle più grandi multinazionali dell'alimentazione, sappiamo bene, no? E quindi anche qua la manipolazione alimentare, la demolizione delle tradizioni diventa un grande disegno a cui siamo soggetti, lo sappiamo perfettamente, è questo che lo dobbiamo combattere con ogni forza. Gabriele, abbiamo un altro ascoltatore in linea, ascoltiamolo e poi dopo riprendiamo subito. Buonasera, chi è, da dove chiama? Buonasera, sono Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro, dici Ciao. pure. Ciao, allora vi volevo dire che io la voglia di lottare ce l'ho e mi piacciono molto le parole del sindaco, però ho sentito un ministro di questo governo che è un ministro della Lega e che mi pare sia Giorgetti, non so se è lui, che ha detto che Draghi potrà andare al Quirinale e dal Quirinale comandare. Quindi sinceramente io poi non mi stupisco se il 50 e qualcosa per cento di elettori non va a votare, perché se anche noi dentro la Lega abbiamo della gente che non vuole le elezioni, che non vuole andarsi a confrontare con il voto popolare, perché tanto Draghi sta lì e quando andrà al Quirinale comanderà tutto dal Quirinale, ecco, non so, io rimango basito. Vi saluto e vi ascolto per radio. Grazie Alessandro, ti rispondiamo dopo la pausa pubblicitaria, torniamo subito. Viva Bolsonaro. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Abbonati a RPL, la tua radio. Visita il nostro sito radiorpl.it. Con il tuo contributo tieni alta la tua voce libera. Come ascoltare RPL, la tua radio? Semplice. DAB+, la radio digitale. Canale 740 della TV digitale terrestre. Smartphone e tablet. Scarica l'app di RPL, la tua radio per Android o iOS. Smart speaker Amazon Alexa. Installa la skill per Alexa di RPL, la tua radio e prova a dire: Alexa, apri RPL, la tua radio. Dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web TV o in auto su Android Auto o Apple CarPlay. radiorpl.it. Semplice. Rieccoci, siamo sempre in compagnia del nostro amico sindaco di San Pietro Mussolino, giusto? Sì,
con la S che adesso si sente. Gabriele, dato che sono stato doppia S, vedi. Dato che sono stato sgridato da Federico, no? Allora mi voglio astenere per almeno 5 minuti dalla trasmissione e dare così a voi la possibilità di fare l'annuncio di quello che sarà la giornata di sabato prossimo, ma ricordiamo direttamente in Veneto. No, ricordiamo anche il numero della diretta, lo 0266203529, ripeto 0266203529 per chiunque voglia intervenire qua. Professionisti imprenditori uniti in diretta su RPL, 2 novembre 2021, ore 19:02 minuti. Allora adesso voglio che tu legga. No, io manco da 10 anni dal Veneto ormai, leggi. Anche se sono cresciuto. E tu Gabriele però lo devi bastonare se sbagli anche solamente. Non lo so, non gliela faccio. La lingua veneta non è. E se no gliela facciamo dire al sindaco. Assolutamente, Sindaco, lui dillo lo tu saprà allora. di sicuro. Dillo in dialetto così lo capiscono bene i tuoi compaesani e i vicini. Devo dire cosa succede sabato in Veneto? Sì. Allora sabato rispetto a San Piero, la presentazione del libro che parla di ambiente, ma ambiente non da comunisti, ma ambiente da quello vero. Io amo la sintesi, vedete, concreti, sì, quello che a Milano ci avevo messo mezz'ora, a Vicenza lo dicono in 2 secondi. No, a Vicenza mangiamo lavorando al telefono, non c'è problema, si fa tutto veloce. Non c'è tempo. Gabriele, cosa vuoi rispondere all'ascoltatore Alessandro di Bologna? L'ascoltatore ha perfettamente ragione e infatti l'ascoltatore ha centrato il problema in primo luogo, che è quello di questa deriva che sta prendendo parte della Lega, forse anche la Lega sta giungendo alla sua Fiuggi, probabilmente, e speriamo che avvenga quanto prima, perché quell'ipotesi avanzato da Giorgetti è una tragedia. Sì. E infatti abbiamo un amministratore qua, il sindaco di San Pietro Mussolino. Si dice tanto che gli amministratori siano tutti draghiani, comunque filoviva Draghi, arrivano miliardi dal PNRR. A proposito, ma quante vagonate di miliardi sono previste per San Pietro Mussolino dal PNRR? Intanto ci hanno già fregati, perché questi signori qua, quando dicono che vogliono valorizzare il popolo italiano e le tradizioni, loro dovrebbero sapere che su 7.900 comuni, 5.000 sono piccoli comuni, ed è la bellezza dell'Italia, ogni comune ha le sue particolarità, il suo gonfalone, con le sue storie locali, benissimo. Però cosa mettono? Mettono un limite minimo di abitanti per avere i fondi, capito? Il limite minimo di abitanti che è di 15.000. E allora devono obbligare i comuni a fare delle associazioni dei comuni che ovviamente hanno dei costi che non è detto che tutti i comuni siano in grado di sostenere, per esempio, questi farabutti. 1. 2, a noi qua montanari, sempliciotti, come si dice noi, uomo di montagna, scarpa grossa, cervello fino, ci hanno sempre insegnato che quando arriva qualcosa gratis, attenzione, gratis non è mai, perché gratis ci sono solo le bastonate nella vita. Quindi questi soldi che dovrebbero arrivare mi fanno un terrore tremendo, perché implicheranno una schiavitù finanziaria perpetua a vita, debiti che ovviamente allo Stato, che ovviamente allo Stato vuol dire che hanno i cittadini per chissà quanto tempo. Quindi non è oro colato questo, ma sinceramente mi preoccupa moltissimo. Sindaco, grazie, perché noi l'abbiamo ricordato più e più volte in questa trasmissione. Mi è capitato anche di litigare con qualche ascoltatore, purtroppo, che io amo, che vengano da Brescia, da Bolzano, io li amo tutti gli ascoltatori, e qua la cosa bella di questa radio è che tutti possono esprimere quello che pensano, compreso il co-conduttore di questa trasmissione che sono io, e più volte ho detto attenzione, guardate che questi qua sono soldi a strozzo, sono soldi che hanno un interesse che non è nemmeno tanto buono e che soprattutto condizioneranno le scelte politiche ed economiche della nazione per decenni, finché non avremo rimborsato fino all'ultimo centesimo di questo prestito a strozzo che si chiama Recovery Fund, perché nemmeno capite, giustamente danno anche il nome loro estraniante, globalizzato della cosa, e l'Unione Europea ha già fatto sapere quello che vuole la tassa sulle case, quindi la riforma del catasto, e lo pagherete
carissimi amici, lo pagherete perché c'è scritto, la riforma delle pensioni. Dite pure addio a quota 100, quota di là, quota di qua, perché sarà la Fornero o anche peggio il futuro delle pensioni. Il tutto perché andiamo a prendere soldi a strozzo quando si poteva fare ben diversamente, quando poteva essere la Banca Centrale Europea a prestare i soldi agli stati con interesse molto più basso e con delle condizionalità nulle. Ma questo, la solidarietà in Europa, almeno in questa Europa, non esiste. Ma guarda, permettimi, dopo veramente mi taccio. A me basta pensare, uno degli ultimi commenti che fece Cossiga su Draghi. Cossiga se ne può dire tutto quello che si vuole e anche ha fatto delle scelte estremamente sbagliate per quanto riguarda la destra, ma alla fine se ne è reso conto. E cosa disse su Draghi? Dice che Draghi è un vile affarista, uno che è stato socio della Goldman Sachs, una delle banche più spietate al mondo. Non è nient'altro che un vile affarista, l'ha detto l'ex presidente della Repubblica Cossiga, non l'ha detto un alcolizzato sulla soglia della cianosa epatica, l'ha detto Cossiga. Allora, da questa persona che Cossiga definisce un vile affarista, che prende il governo, ovviamente senza essere votato, che fa arrivare magicamente da un mago milioni, miliardi di euro, ma solo io vedo qualcosa di strano o è oro colato, è il messia che è arrivato in terra? Ecco, poniamoci qualche domanda e non dico altro. Posso aggiungere un mio pensiero in fondo all'intervento che ha fatto Alessandro da Bologna, cioè su quello che Giorgetti appunto ha detto appunto su Mario Draghi al Quirinale. Noi ormai sono decenni e decenni che veniamo governati per esempio dal Presidente della Repubblica di turno che dovrebbe da avere Scalfaro in giù, soprattutto da Scalfaro in giù, insomma, praticamente, cioè ormai l'Italia ha questo Presidente della Repubblica che secondo me è più presidenzialista di quello francese, cioè l'Italia non è più una repubblica democratica parlamentare, ma è una repubblica presidenziale. De facto, come dicono all'università. De fatto o di fatto, insomma. No, latino, de facto, no? Tanto perché questi antichi romani ci hanno lasciato queste cose brutte come il Senato che blocca le leggi che non piacciono alla sinistra, la legge, il diritto, cose che evidentemente abbiamo dimenticato, sepolte forse da TikTok o da qualche altra cagata McDonald's, Goldman Sachs, che questa civiltà moderna, almeno qua nell'Europa occidentale, ci impone. Però basta anche vedere paesi, ecco, come la Polonia, l'Ungheria, che dicono no, basta, a casa nostra ci sono le nostre leggi, non c'è scritto da nessuna parte di nessun trattato che a Bruxelles devono dire come educare i nostri figli, come crescere, che famiglia devono imporre, quello che dobbiamo fare noi a casa nostra. E evidentemente secondo me è da là che dobbiamo ripartire, dalla sovranità. L'Unione Europea è un insieme di paesi sovrani, non è un centro di poteri più o meno occulti che emana leggi e regolamenti nella nebbia e nessuno può dire niente, perché quella non è Unione Europea, diventa Unione Sovietica. Certo. Io però sono abituato ad essere sempre molto pragmatico, ecco, per esempio tutti questi ragionamenti che noi stiamo facendo anche appunto con l'amico Gabriele Tasso, che è sindaco di San Pietro Mussolino, giusto? Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta, vero Gabriele? Ce l'ho fatta? Allora, però ecco, io sono abituato a partire dal basso, dal piccolo. Io sono uno che per esempio quando ha costruito le case ha sempre cominciato dalle fondamenta. Allora, tu sei un amministratore locale, ormai sei al tuo secondo mandato, i tuoi concittadini come la pensano? Voglio sperare che i tuoi concittadini appunto abbiano almeno un decimo di convinzione che è simile alle tue, perché se appunto in Italia sei in un piccolo, visto che appunto abbiamo detto che dobbiamo cominciare dal piccolo, ecco, se nel tuo paese ci sta un 10% della popolazione che ragiona come ragioni tu, beh, allora noi abbiamo ancora delle speranze, perché se no io veramente non so più, cioè qua non ci resta che spararci, insomma. Non ci resta che piangere, come un famoso film. Ma anche io non c'ho nemmeno più le lacrime. Vi faccio sorridere se volete. Al mio primo mandato eravamo in 3 candidati, ho vinto col 52% e vabbè. La seconda tornata a Elfaraga era l'unico candidato, quindi ho vinto con il 100%. Ho capito. Quindi penso di poter contare sulla fiducia dei cittadini e penso che gli stessi cittadini in qualche maniera si rispecchino
nel mio modo di pensare, e comunque cosa che purtroppo spesso accade, no, nelle amministrazioni comunali, soprattutto quelle piccole dove gli amministratori fanno tutto, fanno gli impiegati, fanno il loro dovere da amministratori, ma fanno anche dipendenti comunali, fanno volontariato, fanno tutto. Spesso ci si fa travolgere da questi adempimenti quotidiani, no? Però credo che sia importante, e mi impegno anch'io quotidianamente a non perdere mai di vista il nostro ruolo, che è anche quello di lanciare dei messaggi. Quindi spero che in questi anni questi messaggi politici, questo modo di vedere le cose, in qualche maniera di averlo trasmesso, non so se in tutti, ma sicuramente ho fatto quanto più avessi potuto fare. Quindi sono certo che anche la cittadinanza, e non solo del mio comune, comunque, perché poi si comunica sempre a largo raggio, soprattutto oggi con questi mezzi di comunicazione, i cittadini non siano totalmente stupidi, solo che non hanno modo di esprimersi. Questo è il problema principale, non hanno modo di esprimersi. Però io sono convinto che la cittadinanza è meno stupida di quello che vorrebbero farci pensare, perché anche questi mezzi di comunicazione vogliono convincerci che il DDL Zan era un'emergenza del paese, vogliono convincerci che le manifestazioni di Trieste hanno portato dei focolai Covid, mentre i 10.000 in piazza contro il DDL Zan va benissimo, non è successo niente. E quelli sono tutti vaccinati. Sì, figuriamoci. Ecco, ciò che ci raccontano i media di com'è l'Italia non è l'Italia vera. L'Italia vera è un'altra, che poi magari non sappiamo bene qual è, ma sicuramente non è quella lì che ci raccontano loro. Ecco. Apriamo gli occhi. Allora, passiamo alla prossima chiamata, quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, sono Mimmo da Montefalco, provincia di Perugia. Prego Mimmo. Io una domanda volevo fare. Sento, ma com'è possibile che la Lega a Milano ha preso meno del 10% e ha vinto alla regione in Calabria? Com'è possibile? Me la sa spiegare qualcuno? Grazie, ora te lo spieghiamo. Allora, intanto un conto è la città di Milano, un altro conto è la Calabria. La Calabria è una regione grande dove ci sono le città e anche i paesi. Si dice che la Lega sia più forte nella provincia attualmente che nelle città. Quindi questa è la spiegazione ufficiale. Poi a Milano, dove c'è il sindaco Sala che ha svenduto gran parte del patrimonio immobiliare a dei fondi finanziari che giustamente hanno ringraziato ricoprendolo d'oro e appoggiando la sua campagna elettorale, per il PD è stato molto più facile vincere, mentre in Calabria, la regione, la situazione è molto più complessa e con una coalizione molto larga. Attenzione, si è vinto, non è la Lega da sola, c'è la Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liste Civiche, insieme hanno riportato una vittoria importante, soprattutto dopo che era morta la Presidente della Regione Calabria per un cancro, e è stata una mancanza improvvisa che ha segnato molto i calabresi, e non si augura nemmeno al peggior nemico, come invece purtroppo sempre i soliti signori della sinistra hanno gioito quando è venuta a mancare Iole Santelli. Siamo a questi livelli, purtroppo questo è l'avversario con cui ci dobbiamo misurare. Tornando invece al nostro gratito sindaco, c'è da dire una cosa, sai, a me mi fa gioia sentire queste cose, anche perché posso immaginare che voi dovete sapere, cari ascoltatrici e ascoltatori di RPL, che Gabriele Tasso, oltre che essere un sindaco ormai da secondo mandato, svolge un sacco di altre cose, fa l'assicuratore come professione, però oltre a fare il sindaco di San Pietro Mussolino, lui si impegna anche nella protezione civile. Allora, se i tuoi concittadini condividono con te anche questi impegni, allora veramente c'è da sperare in un futuro. Io ultimamente sto perdendo un po' la fiducia, insomma, nel futuro, però invece sapere che ci sono persone come te, e penso che, dato che tu sei il primo che dà l'esempio, e tu hai detto che appunto praticamente sei stato eletto al 100%, sono convinto che appunto anche i tuoi concittadini si impegnano non solo a fare la loro vita e il loro tran quotidiano, ma si impegnano anche in quello che è il mantenimento della partecipazione appunto alla vita del tuo paese, giusto? Sì, corretto, ma io credo che una delle sfide del futuro sia proprio questo, ovvero il senso di comunità. È chiaro che in un comune piccolo è molto più facile che in una grande città, è normale, è ovvio, è
è così, c'è poco da fare, però credo che veramente la sfida per il futuro sia quella della comunità, di fare comunità, di tornare a essere un popolo seppur piccolo nel paese, però anche qua durante tutti questi lockdown, tutte queste chiusure si è riscoperto il senso di popolo e ci siamo guardati in faccia tutti, casa per casa, chi ha bisogno si aiuta. No, non ci aspettiamo niente dalle istituzioni nazionali, ma ci aiutiamo tra noi e questo riporta ad essere un grande spirito di comunità che credo sia l'unica salvezza per il futuro, per una civiltà arcobaleno, massificatrice che ci vorrebbe tutti uguali ma senza identità. Credo che proprio lo spirito di comunità sia l'unica salvezza per il futuro, non ne vedo altre. Sì, il popolo veneto ha una forte identità, nonostante tutto, attenzione, perché conservare la propria identità nonostante le spinte, le pressioni che si hanno è una cosa impressionante. Non a caso il Veneto riesce a integrare meglio degli altri chi viene da fuori, perché se tu sai chi sei riesci a integrare le altre persone, ma soprattutto voglio ricordare che 1 veneto su 5 fa volontariato. Attenzione, sono percentuali altissime che hanno sono poco paragonabili con il resto dell'orbe terracqueo. E voglio ricordare anche che la provincia di Vicenza è tra le prime province, se non la prima, per donazione di sangue. Cioè questo fa capire, è il Veneto come regione intera, questo fa capire che... Ti porto un dato, se vuoi, porto un dato. Come ogni anno uno dei pranzi più importanti a cui partecipa il sindaco è il pranzo dei donatori di sangue. Ecco, io ce l'ho il 14 di novembre. 14 novembre, pranzo dell'associazione donatori di sangue del mio comune, un comune da 1700 abitanti, abbiamo circa 160 donatori, quindi 10% donatori. Tanto per darti un numero, per darti un dato. Quindi ci sarà la cena di circa 250 persone tra i donatori e i familiari. Ecco, per dare un dato di quanto sia una questione sentita quella anche delle donazioni di sangue, no? E che vino berrete durante la cena? Che buon vino fa buon sangue. Durello, Prosecco e Cabernet sono i re e le regine della tavola, quindi dal bianco al rosso noi abbiamo tutto. Sì, qua mi unisco a una campagna che la provincia di Padova fa da anni, la campagna meno internet più Cabernet, noi ci uniamo. Esattamente. Ok, no, e tutto questo comunque è meraviglioso, è un senso di comunità fortissimo. Pensate che ci sono alcune regioni d'Italia che non hanno nemmeno la metà dei donatori di sangue che ha il solo comune, il solo piccolo come numero ma grande come cuore, che è quello di San Pietro Mussolino. Ce la mettiamo tutta. Una domanda, ma con Vicenza come vanno i rapporti? C'è collaborazione con la città di Vicenza, sì. Con la provincia anche. Allora, c'è da dire questo, no? È secondo me anche un'altra particolarità che abbiamo noi qua in Veneto. Io per dire, il mio comune è a 1 ora di strada, 30 km dalla città. Noi praticamente, non dico che non ne conosciamo l'esistenza, ma quasi. Noi siamo totalmente autonomi. Chiaro che in molte questioni amministrative c'è bisogno del supporto e quando c'è bisogno ci si aiuta sempre, non si può dire il contrario. È altrettanto vero che noi, nel bene e nel male, il nostro campanilismo porta a essere abituati a non chiedere niente, a sopravvivere con le nostre forze, quindi quelle rare volte in cui si chiede supporto c'è, però siamo abituati anche in provincia, anche in colline, in montagna, ad avvisarci, ecco, mettiamola così. Io ti ho fatto questa domanda perché poi con la seguente era quella: voi per esempio come non avete problemi che ci sono a Vicenza con quelli che sono i nuovi cittadini aggiunti, chiamiamoli così, che appunto svolgono varie tipologie lavorative abbastanza, diciamo, sul degradante. Ricordiamo Campomarzio, così la gente a casa capisce. Se c'ero Gore da Milano, purtroppo dopo 10 anni di sinistra a Vicenza si è creata una piazza di spaccio abbastanza importante in quello che è il parco davanti alla stazione ferroviaria, che è Campomarzio, dove c'è tutta una serie di cittadini venuti dall'altra parte del mondo
che si diverte, cioè fa un business. E tra l'altro volevamo anche ricordare Nicolò Naclerio, che è il consigliere alla sicurezza del Comune di Vicenza, che passo dopo passo, con una guerra faticosissima, con la polizia locale, attenzione, continua a dare qualche schiaffone, insomma, almeno a livello di danno economico allo spaccio di droga che prima era indisturbato. Ecco, permettetemi di spezzare una lancia. Fortunatamente da noi in provincia i fenomeni di degrado, spaccio di droga e quant'altro sono estremamente proprio inferiori a quanto accade nelle città, no? Vicenza era diventata un punto di riferimento per lo spaccio di droga, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni nigeriane. Da quando Naclerio ha preso in mano la situazione ha letteralmente stravolto le politiche di sicurezza, ovviamente nei limiti in cui la legge gli permette di muoversi, utilizzando la polizia locale. Ha creato un nucleo specializzato antidroga, hanno creato il nucleo cinofilo, hanno addestrato degli agenti per fare solo ed esclusivamente questo. Notizia di oggi, ANCI Nazionale, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ha deciso di premiare la città di Vicenza per le politiche innovative in termini di sicurezza legate alla polizia locale. Notizie di oggi. Tanto che venerdì 5 novembre, appunto, in sede di Assemblea Nazionale dei Comuni d'Italia, la città di Vicenza sarà premiata per questo. Quindi di fronte alla catastrofe portata dalla sinistra immigrazionista, accogliente rispetto a criminalità, droga e quant'altro, in soli 3 anni di mandato, che si sa che in 3 anni non si sposta neanche il tavolo nella pubblica amministrazione, no? Bene, sappiamo com'è difficile, per questioni sindacali, burocratiche e quant'altro, hanno fatto dei veri e propri miracoli. Il consigliere Nicolò Naclerio, che saluto e ringrazio e con cui mi complimento, ovviamente con il supporto del sindaco, della giunta e di tutti i consiglieri, chiaramente. Sì, assolutamente. E la differenza si vede, tanto è vero che nello stesso parco che una volta era off limits si è tenuta anche la festa patronale, le giostre, un sacco di iniziative che era da anni e anni che non si vedevano, perché una città sicura vuol dire anche una città viva, e siamo davvero contenti e felici che il nostro caro amico Nicolò Naclerio, che tante volte abbiamo avuto qua e che tra l'altro è anche un lavoratore, perché oltre a fare consigliere lavora per mantenersi, cose molto strane per chi viene dall'altra parte della cultura politica, insomma, purtroppo, ma dovrebbero essere la normalità, e i risultati si vedono, e insomma Vicenza merita questo dopo tanti anni di degrado, incuria e schifo, e nonostante, posso anche dire, le attuali politiche del ministro dell'interno, perché purtroppo abbiamo il ministro Lamorgese che non so se è cosciente di quello che fa, se è presente a se stessa, come si dice nell'esercito, se sa di essere il ministro, perché la sicurezza interna ormai è un option, ognuno fa quello che vuole. L'ultima cosa che è successa a Nichelino, in provincia di Torino, l'ennesimo rave party con furgoni e camper da tutta Europa, è lo stesso concetto che hanno gli immigrati che vengono dall'Africa. Andiamo in Italia, tanto là si può fare quello che vuole, e il ministro Lamorgese conferma la linea. Ma certo, linea dell'anarchia totale. Lamorgese mi fa anche pena, sinceramente, lo vedo come un burattino senza arte né parte, che no, Gabriele, no, a me la Lamorgese non mi fa pena, mi fa incazzare, perché quello è il ministro degli interni, che non mi fa proprio pena per niente, anzi. Senti. No, ma mi fa pena in senso negativo, nel senso che veramente... Mi fa senso. Ecco, appunto. Senso va bene, senso mi va bene. In quel senso. Senti Gabriele, stiamo avvicinandoci alla fine del nostro tempo. Vuoi rifare tu l'annuncio in veneto e poi dopo noi lo rifacciamo in italiano? E ricordiamo anche per tutti gli amici che non sono veneti o vicentini come si raggiunge San Pietro Mussolino, perché metti che io sono di Bologna o di Ancona o di Torino e voglio venire a San Pietro Mussolino, come ci arrivo? Beh, ve lo dico in italiano, se no dopo prendiamo i soliti campanelli. Allora io vi aspetto sabato a San Pietro Mussolino alle 17, presentiamo questo libro sul tema dell'ambiente in totale sintonia con l'uomo di Ferrante De Benedictis, San Pietro Mussolino, via Don Giovanni Cosaro presso gli impianti sportivi. Per chi viene da fuori provincia, autostrada A4, la Milano-Venezia,
da Torino-Trieste, da Regina delle Autostrade, si prende la 4, si esce a Montebello o a Montecchio, quindi sono le uscite esattamente comprese tra Verona e la città di Vicenza. Qualsiasi delle uscite fra le due città vanno bene, si sale lungo la Valchiampo e si arriva a San Pietro Mussolino, lungo la strada provinciale 43. Io qua vi aspetto per la presentazione di questo libro sull'ambiente. Successivamente c'è lo stand enogastronomico della Proneoco e un po' di musica per stare in compagnia, ovviamente solo ed esclusivamente musica identitaria, niente porcheria di Fedez, niente quelle robe là, non le vogliamo, solo identità nazionale. Grazie, allora ringraziamo a Gabriele Tasso che si è passata un'ora di tortura da parte di RPL. Complimenti, grazie a voi. gli facciamo i complimenti sia a lui che alla meravigliosa comunità di San Pietro Mussolino. Io vengo, ma io voglio le lumache, ci sono le lumache, non le mese. Allora, le lumache mia mamma ne ha sempre in congelatore, però l'8 dicembre nel comune a fianco al mio c'è la festa delle lumache. L'8 dicembre, segna bene la data. A Mimmo piacciono vive, quindi vive le troviamo. Questo è un motivo in più per andare appunto a San Pietro Mussolino, perché c'è proprio l'eccellenza alimentare, si mangia e si beve ancora meglio. Perciò tutti quanti... E anche l'eccellenza culturale, perché quello che non viene fatto qua a Milano, a Roma o nelle grandi città che andrebbe fatto a livello culturale della puzza sotto al naso, cashmere e caviale, si fa in quello che è un piccolo paese della provincia ma è grande come cuore. Quindi ancora complimenti e grazie a Gabriele Tasso e alla comunità di San Pietro Mussolino. Grazie infinite a voi, grazie mille, buonasera a tutti. Noi salutiamo tutti, ci troviamo qua ma sempre di martedì, sempre alle ore 18:30, Spazio Più su RPL. Ale. Avete ascoltato Spazio